Allo stato attuale non abbiamo nulla. So che stanno lavorando per preparare un cartello per la stagione estiva, però stiamo vedendo che Elisabetta Violcati abbiamo gli uffici informazioni chiusi e questo è una cosa un po' che noi abbiamo un po' di sofferenza, ma non perché siano essenziali in questo periodo, perché adesso siamo ancora in un periodo morto, però l'immagine non è tanto bella quando si vede una porta chiusa. Come consorzio di promozione turistica, la Presidente Elena ha avuto un'intuizione proprio circa 20 giorni fa, ha mandato al Comune di Chioggia la disponibilità per l'apertura degli uffici informazioni a spese totalmente del consorzio di promozione. L'importante è che vengano aperti gli uffici. Ecco, noi stiamo aspettando risposta, è una manifestazione di interesse, diciamo, gratuita che ha fatto il consorzio. Se l'amministrazione ci risponde, noi apriamo i punti informazione a nostre spese e con il nostro personale, finché il comune poi entrerà a regime e avere i fondi per riaprirli, ma non possiamo permetterci di avere gli uffici chiusi. Cioè noi dalle parole passiamo ai fatti. E con personale qualificato, altamente qualificato, perché già in precedenza il consorzio di promozione turistica gestiva i punti yacht a sottomarina, è già preparato concorsi per la gestione del DMS ed è già preparato, avevamo già del personale nostro che sono personale di Chioggia, non faremo altro che mettere in funzione ancora quelle eccellenze che abbiamo qui a Chioggia. Li assumeremo noi a spese nostre e loro gestiranno i punti yacht. Se vi ricordate erano in gambissima, facevano i report quotidiani di arrivi e presenze, facevano le domande ai turisti, i punti di forza e i punti di debolezza della città, sicché noi tramite i punti yacht capivamo come migliorare la nostra città e noi pensiamo che così va gestito un punto yacht, con una relazione tra l'ufficio yacht e il turista. E noi proponiamo questo all'amministrazione a spese nostre, non noi che andiamo dentro, metteremo del personale specificato che già lavorava, che già lavorava in passato. Infatti è impensabile avere un lungomare con uno yacht chiuso, cioè è un brutto biglietto da visita. E adesso che cominciano belle giornate, non dico doveroso, però è una cosa da fare. Bravo. Al di là della stagione estiva, per il carnevale zero? Elisabetta, stanno preparando un cartello per carnevale questo. Mi è arrivato un messaggio questa mattina, infatti, mi è arrivato un messaggio questa mattina dove se vogliamo collaborare e contribuire, stanno mettendo su qualcosa, però è ancora in fase embrionale, però credo che stanno organizzando qualcosa, però siccome non siamo in prima persona, sembra che ci siano i vari commercianti che lo stanno organizzando assieme al comune e hanno chiesto anche alle categorie del turismo, noi ci siamo insomma. Ma quanti alberghi ci sono aperti in questo momento? In questo periodo qua sono pochissimi, credo che siamo in circa 4-5 alberghi. In questo periodo qua abbiamo mi sembra un 4 stelle solo aperto, meno male che c'è aperto, e un paio di 3 stelle, insomma. Poca roba insomma. Però la città deve vivere tutto l'anno, insomma, se vogliamo allungare la stagione, anche se siamo chiusi, ma dobbiamo contribuire a far vivere la città, insomma. Sì, anche qualche struttura aprirà per San Valentino, quindi... Sì. Il grosso poi quando apre? Pasqua? Pasqua, partiamo a Pasqua, sì, tutti partiamo a Pasqua, sì. Pasqua è la partenza proprio della stagione, sì. Partiamo alla grande a Pasqua. Abbiamo anche molto riscontro di telefonate per Pasqua. Già. Sì, buone. Però, ripeto, tutte telefonate, Veneto e anche tantissima Lombardia. Anche Lombardia. Cioè, stiamo parlando però di italiani, il mercato nostro, nostrano. Dimitri, Beh,